Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Siamo nella galleria Dantebus Margutta di Roma. Prosegue il ciclo di presentazioni degli autori Dantebus. Un luogo speciale, via Margutta, è stato il crocevia di grandi artisti, pittori, fotografi e anche poeti. Come vedete ci sono al muro una mostra artistica di fotografi e di pittori, ma questa non è soltanto una galleria d'arte, è anche una libreria, e quindi l'idea è che ogni poeta sia anche un artista, e questo è il senso, insomma, di questi incontri, dove presentiamo al pubblico in uno scambio di opinioni le vostre opere. Maria Cristina Sarrizzu, sulla scia di Grazia Deledda, trae ispirazione dalla forza primordiale della sua Sardegna e dalla profonda introspezione umana. La Deledda, con la sua indagine delle emozioni umane e del legame con la terra, dà voce ai sentimenti del proprio tempo, in modo immediato e senza compromessi. Maria Cristina, quindi, genera una poesia intrisa di profondità malinconiche, densa di contrasti e di immagini elementali, evocando la vastità della natura come riflesso dell'essere. Maria Cristina, benvenuta di nuovo. Grazie. Dopo sicuramente leggeremo anche qualcosa che riguarda la Sardegna, ti farò inevitabilmente una domanda a riguardo, però c'è un motto del tuo libro, sì, che è: la poesia è sangue diventato fiore. È così? Sì, perché per me la poesia alla fine è catarsi, ma non catarsi proprio come liberazione, più che come purificazione. Liberazione da... non scrivo quando sono felice, scrivo quando ho dei pesi e quindi funziona proprio come liberazione, sì. E dopo andremo appunto sulla Sardegna, ma questo mi sembra proprio una scintilla che fa scoccare la tua poesia. Diceva Nietzsche che bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante, no? Mi piacerebbe, non sono a quell'altezza, però mi rendo conto che le poesie di Chiara e di Rossella, quelle lette fino adesso, sono, diciamo, tra virgolette, felici, entusiaste. Le mie risultano un pochino più amare, però anche forse con un pizzico di consapevolezza in più. Leggiamo allora Caos, pagina 11. Spero di saper leggere. No, mi servono gli occhiali. Chiedo scusa. Prego. Senza occhiali non ci vedo. Caos. Non esiste niente che quieti il caos, irrazionalità, fusione di magia e non sensi, emozione di un amore, corpo e anima coesi, nullità di intelletto. E così non posso fare niente. Inerme dinanzi al terremoto di emozioni, parlano senza voce, senza fiato gli occhi, le mani, i corpi. L'amore non perdona, la passione ancor meno. All'inizio della prefazione c'è questa citazione: ho vissuto coi venti, coi boschi, con le montagne, ho guardato per giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo, ho mille e mille volte poggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce, per ascoltare la voce delle foglie, ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava l'acqua corrente. Ho visto l'alba e il tramonto, il sorgere della luna nell'immensa solitudine delle montagne, ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali, le fiabe e i discorsi del popolo, e così si è formata la mia arte, come una canzone o un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo. E queste sono le parole di Grazia Deledda quando ritira, unica donna italiana, il premio Nobel per la letteratura. E tu scrivi, come unica riga della tua biografia, figlia della terra sarda da cui trae ispirazione. Sì. È un legame viscerale,
devo dire, non soltanto per me, ma penso per il 99% dei sardi, siamo prima sardi e poi italiani. È una natura diversa, è una prospettiva diversa, è un'indagine diversa anche per quanto riguarda gli aspetti della vita. Forse il fatto di essere legati ad un'isola e quindi lontani per tanto tempo, adesso magari un po' meno, però per tanto tempo siamo stati più che isolati, dimenticati, ancora adesso, però non voglio fare politica, però questa è la verità, triste ma vera. E questo ci ha resi diversi, siamo diversi, io sento che siamo diversi. Ho vissuto anche da altre parti in Italia, ho sposato un uomo non sardo, e quindi so bene insomma che le mentalità sono leggermente diverse, forse siamo un po' più chiusi inizialmente, però abbiamo un'espansione immensa, un cuore immenso, veramente. E parliamo ancora della Sardegna, prima di andare a leggere un attimo la poesia. Quel binomio che tu dicevi, no? Di una poesia che nasce dal caos, nasce dalla ferita, e noi magari siamo abituati a vedere la Sardegna come il posto di mare, no? Di vacanza, e invece poi come mai la tua terra poi porta dentro una ferita che sembra in realtà antica, no? È antica, visto che siamo stati colonizzati da tutti, proprio da tutti, e depredati anche, perché forse la storia in generale dovrebbe essere riscritta, perché fa un po' specie pensare, quando andavamo alle scuole elementari, che ci insegnavano che le piramidi erano state costruite dagli schiavi, no? Che portavano tonnellate di pesi sulle spalle, il che non è possibile. E la storia sarda non è mai stata scritta, perché noi abbiamo un territorio che è ricco di reperti, di antichità che nessuno, cioè non vengono riconosciute, sono disconosciute, nessuno dà peso a queste cose, ed è un peccato, perché non abbiamo soltanto i nuraghes, non abbiamo solo quelli. Pagina 40, Sardegna. Questa la so a memoria, però devo leggere. Sardegna, terra addolorata, arida e spenta come il mio viso, che cerca l'espressione per piangere, lacrime da versare. Se vuoi aggiungere qualcosa su questa poesia? Voglio aggiungere che così col sentimento, la Sardegna è una terra magica, veramente. Chi l'ha visitata e ha avuto la fortuna di vivere o di passare del tempo è andato via non soltanto con un ricordo, con una parte dentro che è difficile eliminare. Io ne sono quasi certa, di questo sono quasi certa. Si ha l'idea, leggendo le tue poesie, ma anche per chi visita magari l'entroterra, no? Mi è capitato, ma parliamo veramente di tanti anni fa, forse 40 anni fa, di visitare l'entroterra di Oliena, che poi alla fine è molto verde poi, no? Che tu non ti aspetti, ok? Allora, l'idea è quella che ci sia un legame con la natura, che questo si rivede nella tua poesia, che sia quasi originario, ancestrale, quasi un legame da una parte madre-figlio, ma dall'altra un qualcosa di sacro. Lo è, infatti, è un legame ancestrale, è un legame che tutti noi sardi sicuramente abbiamo e viviamo, è il legame con la madre terra, la nostra terra che ci dà tutto, proprio tutto. E noi isolani, sardi, tutti quanti, abbiamo questa fortuna. Noi in Sardegna abbiamo tutto, abbiamo i boschi, abbiamo il mare, abbiamo i campi, abbiamo le foreste.
è una meraviglia, dove vai vai, e mi risulta talmente qualche volta strano, no? Perché magari si parla della Sardegna e si dice sì, ma quel luogo è tanto bello, ma ci sono dei siti in Italia che sono altrettanto belli, non lo nascondo, perché l'Italia è bellissima tutta. La differenza è che noi non abbiamo un sito o due, è tutta la Sardegna, è tutta l'isola, perché siamo un'isola e quindi dove vai vai trovi. Leggiamo allora Mare e Boschi, a Sì. pagina 32. I tuoi boschi, verde intenso, speranza, fusti inturgiditi, fanno l'amore con le fronde. Il mio mare, verde azzurro, rinascita, onde intriganti saggiano il contatto, boschi e mare disciolti, incuranti di sguardi umani, indifferenti alla magia. Ecco, questo binomio della poesia Sangue è diventato fiore e la Sardegna, appunto, è il binomio che fonda la tua arte. Tu dici quindi: ho scritto per me. Ho scritto per me. Lo scrivere, l'ho detto prima, lo scrivere per me è una liberazione. Non sono mai, cerco di essere sempre molto concreta, anche se poi il sentimento e l'emozione ha la prevalenza, però ci tengo a dire che quando scrivo, cioè per me lo scrivere è come il giorno che nasce il giorno, l'alba, e poi vengono i colori del tramonto. Io non rivedo mai le mie poesie, io scrivo di getto, di impatto, perché se correggessi l'emozione di quel momento mi sembrerebbe di vivere un'altra storia, e non è così, e quindi magari è imperfetta, però la tengo imperfetta perché è l'emozione di quel momento che ha dettato quelle parole, e per me vanno bene così. Io non penso che sia un'arte questa, però non lo so, ho scritto solo per me, No, è vero? non è un sardo, però ti racconto un piccolo aneddoto Sì. vero. Io andavo al Mamiani, dove c'era il figlio di De Gregori. Ora c'era questa recita finale, non mi ricordo bene cosa, e c'era De Gregori e tutto uno stuolo di studenti va lì da De Gregori, e lui invece, molto schivo, dice che era lì in qualità di padre, però dopo riusciamo in qualche modo a cercare di parlarci, e lui aveva un piccolo registratore, no? E diceva insomma che serviva perché quando c'è l'ispirazione, in quel momento in qualche modo va colta lì. e quella è. Quello è il momento. Sono il momento passa. Ok. Leggiamo allora, ho scritto per me, a pagina 19. Ho scritto per me, ho scritto soltanto per me, parole riversate sui fogli, sangue che fuoriusciva da ferite profonde, abissali come il mio mare, impenetrabile, ombre, buio e infine luce, un verso, una parola, compagna del dolore, ora meno aspro. Ero piccola, i versi venivano solitari, silenziati dall'angoscia, sentivo il cuore palpitare e nel frastuono di emozioni contrastanti cercavo unicamente amore. Analizziamo un pochino allora di questi aspetti degli opposti. La prima domanda è: dentro piove o c'è il sole? Piove o c'è il sole? Dentro piove o c'è il sole? Tutte e due. Tutte e due. Pagina 37, piove dentro. Non si possono eliminare gli opposti, no? Non credo. E leggiamo allora pagina 37, piove dentro. Piove dentro. Che nell'immaginario vediamo questa Sardegna assolata, e invece nella poetessa piove dentro. Piove sì, piove tanto. Piove, l'acqua scende implacabile dal cielo e nel cuore invincibile l'amarezza. Che poca cosa sono. Ho un cerchio intorno alla testa. No, non è l'aureola, è l'emicrania. Gli occhi appannati, ma tutto passa. Il fumo della sigaretta mi serra la gola. Non ho voglia di parlare, ma devo. Che tragedia. Mi guardo allo specchio e mi domando perché. Nessuno risponde. Il silenzio incombe. Ho paura dei miei pensieri. Volevo ricollegarmi un po' anche
diciamo le parole di Chiara, no? Prima a proposito del silenzio. Il silenzio io lo adoro perché il silenzio parla sempre, il silenzio parla sempre. Si dice tace, sembra proprio una cosa che non esiste, non tace, parla sempre, vero? Concordi? E questa sabbia è sabbia o è cenere? In questa poesia dovrebbe essere cenere, sicuramente, sicuramente, la devo leggere. Sabbia e cenere, pagina 39. Il mare, mosso dal maestrale, agita pensieri, cimitero di emozioni. Sotto la sabbia dell'inquietudine, distesa di cenere. L'anima evade, il corpo giace, sabbia e cenere, stesso colore, sapore antico. Quando una persona è distrutta probabilmente rimane solo la cenere, sperando che qualcuno poi passi per raccoglierla, no? Però dalla cenere la fenice risorge. Risorge, per fortuna sì, ma risorge con la consapevolezza. Ed ecco, qui mi ricollego un pochino al titolo di questo libro, come un'onda luce. Cioè per me, non so se sia una parola inventata da me, se abbia un senso, però rappresenta simbolicamente, insomma, due elementi che sono l'onda e appunto la luce. L'onda rappresenta, cioè, il movimento, il fluire della vita, e la luce è proprio la consapevolezza e l'amore, perché ci devono essere anche quelle. Non basta sognare, bisogna sognare. Io sono curiosa della vita, curiosa di un cammino che presuppongo di solo andata. Non c'è un ritorno, il ritorno sarà da scrivere o da riscrivere, non lo immagino, però sono curiosa. È il cammino che mi interessa, il cammino. Non voglio volare e basta, voglio volare ma voglio vedere, voglio camminare, voglio carpire tutto. Sai come viaggi in aereo, no? Voli e non vedi niente. Se tu invece fai una camminata e vai a piedi, no? Ti godi il paesaggio, godi tutte le piccolezze, incontri persone, uccelli, ma tutta la natura, tutto quello che c'è intorno, ed è una cosa totalmente diversa, anche perché non hai lo stress, insomma, un cammino, diciamo, dove vai piano piano, piano piano. Pagina 36, Onda luce, che poi è la poesia che dà il titolo alla raccolta. Se solo avessi la forza di dirti ti amo, sarei un'onda luce che coglie l'universo. Di qua dal monte, di fronte al sole, ho la forza del mare, ho la forza del monte, tra curve, pendii, salite impervie. Ho la forza di plasmare umori instabili e infelici, sorrisi, apertura della voragine della gioia. Poi la mente ritorna, sinuosità di onde impraticabili, forze ostili, e due sole parole affondano negli abissi, perché tante volte è difficile davvero dire ti amo. Abbiamo detto la ferita, gli opposti, la Sardegna, però ci sono tante poesie dove la poetessa si interroga sul senso della vita. Sì. È quello il percorso. È il percorso della mia vita, il cercare di trovare il senso della vita. Non lo so se qualcuno di voi l'ha trovato, chiedo di farmene partecipe, perché è un po' difficile. Pagina 47, il senso della vita. Questa è proprio triste, però non me la doveva chiedere. Inutilmente viviamo. Quando l'esistenza non volge né in bene né in male, vegetiamo. La vita ha il sapore insipido di un piatto mal cucinato e il pranzo della vita che volve è respinto. L'appetito è scomparso, il sole è tramontato, l'esistenza volta a termine.
chiedo perdono. Però abbiamo detto che ogni poesia ha quasi poi la faccia opposta della medaglia, no? Sì. E l'esempio può essere davvero come un albero che nel momento delle intemperie punta forti le radici, no? Nel suolo, nella Sardegna, e per poi riestendere i rami verso l'alto quando torna il sereno, no? Per cui certamente se c'è una parola che può essere accostata a ogni tua poesia, poi è resilienza. Allora andiamo a leggere l'altra faccia della medaglia, che è Eccomi, a pagina 52. Eccomi, mi rileggo dopo tanti anni, non sono cambiata, vestita di luce, di sorriso, di voglia di giocare, spaziare con ironia. Mi avventuro nel labirinto, la vita mi aspetta, tentazione intrigante, sono pronta, sono qui, senza parole, nessun senso, inerme e nuda, una sfida all'ultimo respiro. E visto alla fine poi prevale la luce, no? Prevale sempre la luce, per quello parlavo di consapevolezza. Tu dici che hai un unico desiderio, sapere che hai amato. Sì. Non sono molto credente, come molte persone ho il mio credo, comunque la mia religione. Però siccome penso che amare sia veramente molto difficile, perché quando penso all'amore penso a un amore incondizionato e per quanto mi riguarda l'amore incondizionato lo rappresento soltanto nell'amore di una madre verso un figlio. Quello è amore incondizionato, perché se il figlio non ti ama, la mamma non smette di amare il figlio, non esiste. E quello è amore incondizionato. Però nelle altre forme, nei rapporti anche di coppia, eccetera, arrivare ad un tipo di amore di questo tipo è veramente molto difficile. Mi piacerebbe essere degna di provarlo, di viverlo, questo sì, è un'aspirazione, sì, perché vuol dire dare e basta, dare senza chiedere niente. Come diceva Chiara, in amore vince chi ama, sempre, non chi fugge, chi ama. Sì. Pagina 54, padre. È lei, è quello. Così parlava. Siamo alla fine. Padre, ho un unico desiderio. Quando verrà la mia ora, dammi un segno, un bacio che mi aiuti a capire che ho amato. Non è scontato. Allora, come poesia finale ho scelto La mia vita, che in realtà potrebbe anche essere letta direttamente dalla Sardegna, cioè quello che dici è come se lo dicesse la Sardegna stessa, Sì. ok? La tua vita corrisponde alla vita che ha vissuto la Sardegna. Quindi leggiamo la poesia finale e poi lancia un messaggio finale ai lettori. La mia vita, pagina 60, con questa doppia identità. La leggi sia tu sia la Sardegna stessa. Forte la tempesta, esausta la notte, occhi sbarrati, mare nero ostile, vita che scorre, cascata impetuosa, acqua cristallina, travolge i misteri, nasconde baci, ruba carezze. Allora, io non ho molte parole da dire, penso di aver parlato anche tanto, però auguro a tutti una buona vita, sempre all'insegno dell'amore. Questo mi lego al messaggio di Chiara, perché senza amore è come assistere ad un film, neanche in bianco e nero, un film in bianco e nero e muto anche, dai, sì. Ora abbiamo fatto qualche passo in più, quindi ci meritiamo altro.
Grazie allora Maria Grazie Cristina a voi. Sarrizzo con la sua onda luce. Allora, vita che scorre, acqua cristallina, nasconde baci, ruba cadenze.